Referente del fronte friulano per quanto riguarda il welfare e il socio-assistenziale. C'è tanto da parlare, c'è tanto da dire, allora cosa ci propone? Sono venuta qui anche per dire delle cose, per chiedere delle cose, anche se molti le sanno, ma le ripetiamo. Perché io sono convinta che i diritti per noi sono calpestati, violati, perché ci sono dei divari economici inaccettabili. Parlo anche delle persone anziane. In particolare possiamo dire, lei sta difendendo la categoria, possiamo dire, delle badanti italiane in questo caso, Sì, delle assistenti che nazionali, certo, dunque, cioè, ecco, perché locali, si privilegia, perché magari il certo. telespettatore non capisce bene, sì. Si cerca sempre di privilegiare magari le straniere piuttosto che dare alle professioniste italiane la possibilità di lavorare. Questo è il suo concetto. È così, anche perché dicono che noi non vogliamo fare questi lavori, però se posso mi spiego anche. Comunque bisogna dare delle alternative alle case di riposo e alle badanti che vengono da fuori. Bisogna aiutare le nostre famiglie, o meglio il familiare, perché se questo decide di rimanere ad assistere in casa il proprio genitore o chi è, a questa persona bisogna garantirgli i contributi a fini pensionistici e più dargli lo stipendio. Ecco, ad esempio, uno stipendio per una badante, diciamo, regolare, sì. Quanto aspetterebbe? Va sui 1.000, 1.100, 1.200 euro puliti, più sono i contributi, più c'è il mantenimento, costa sui 2.000 euro al mese. Puliti o lordi? No, per una famiglia questo è il costo reale, perché lei si manda a casa ogni mese i suoi 1.000-1.100 euro, che se vogliamo subito fare un po' di conti, sarebbe come noi prendere uno stipendio di 4-5 mila euro, perché il stipendio a casa loro sono pari ai nostri 200 euro al mese. Cioè queste qui non vengono qui perché vogliono bene al vecchietto nostro, vengono qui perché hanno fatto bene i loro conti. D'altronde siamo nel 2020 e il segnale viaggia, insomma, non siamo più nel 1600 però, come si dice. Ecco, però, insomma, ma in termini numerici, perché non conviene assumere, diciamo così, una badante italiana e conviene invece assumere una badante straniera? Le spiego, perché loro vengono qua e pregano il Dio di trovare una famiglia che le ospita, perché loro non hanno una famiglia dietro cui accudire. Certo. Noi abbiamo una famiglia 24 ore al giorno per 1.000 euro come sono pagate loro, noi non ci stiamo dentro. Possiamo dire che la proporzione dei 1.000 euro data a un'italiana sarebbe i 200 in proporzione data a una straniera. Esatto, se la matematica non è un'opinione. Perché se noi a loro gli diamo non i 1.000 ma gli diamo i 300 o 400 euro, queste non vengono più. Il fronte friulano in questo caso cosa propone? Allora noi vogliamo anche sensibilizzare e chiedere anche ai nostri politici in regione, perché ho fatto anche nell'altra tornata quando c'era Tondo così, ma hanno fatto orecchie da mercante. Diciamo che erano un po' più vicini in amicizia. Ma io speravo che questi ascoltassero, ma insomma ho ascoltato proprio un bel niente. Io dico che bisogna fare questo tipo di operazione anche per trattenere sul nostro territorio tutto il denaro che ogni mese va all'estero. Dai, quei tempi che corrono noi vediamo sfilarci dalle mani tutti questi soldi. Noi abbiamo il diritto di vivere a casa nostra, assistiti, perché noi qui abbiamo lavorato e questo è un nostro diritto. E io dico basta a queste invasioni di persone che alla fine, quando sono qui, non pagano, non vogliono, si rifiutano di pagare le tasse. Questo io lo so da fonte ben precisa. E sono tutte ben organizzate perché c'è un passaparola fra loro formidabile. Non è più tollerabile questo dissennato disinteresse nei nostri confronti, perché noi qui abbiamo lavorato, abbiamo pagato le tasse e di diritto ci spetta l'assistenza. Signora Mondolo, io purtroppo la devo interrompere perché il nostro tempo a disposizione è terminato, sono volati i 3 minuti e come diceva qualcuno avevo tante altre cose. Immagino, però comunque ci teniamo in contatto. Posso almeno dire che venerdì 19 luglio alle ore 20 si terrà un incontro a Pozzolo del Friuli presso la Biblioteca Civica, dove si parlerà di economia, di Stato e debito pubblico. Il relatore Gabriele Sannino, che è anche l'autore del libro I segreti del debito pubblico. Poi sarò io a parlare di iniziative socio-assistenziali, poi c'è Claudio Boaro, il presidente del fronte friulano, che parlerà sulle proposte per il rilancio del lavoro giovanile e per i disoccupati. Il moderatore è Danny Tion. Bene, grazie alla signora Modolo.